Ci siamo, arriva Halloween anche ad Adria, giovedì 31 ottobre, un saluto a tutti da parte di Andrea Bolognese, benvenuti sul gruppo Facebook, il blog di Adria, Polesine, Eventi Veneto Delta del Po, sul quale potete iscrivervi, lasciare le vostre locandine, eventi, manifestazioni o anche solo curiosare. Vabbè, poi voi lasciate l'evento e noi lo condividiamo anche sulla nostra pagina Facebook, il blog di Adria del Polesine. E il gioco è fatto, siamo qua, è gratis, non c'entra, siamo qua per tutti e questa... Da precisare, questa è una passione, anche fai l'audio che faccio. Allora, 31 ottobre 2019 torna a Halloween ad Adria grazie all'associazione Adria Nostra, che tende a precisare che quest'anno ci saranno i trampolieri di Adria di Halloween, sì, i trampolieri di Halloween e tante novità. Quindi tutti in maschera, pronti ragazzi, bambini e adulti, con la zucchetta e il pentolone per le caramelle. Quindi giovedì 31 ottobre 2019 a partire dalle ore 16:30 per il corso di Adria. Poi allora io vi lascio il link qua sul post di questo video per andare a vedere con i vostri occhi locandine, eventi e per tenervi anche sempre informati, perché è un programma in continua evoluzione, Quindi intanto ve lo dico, giovedì 31 ottobre 2019 ore 16:30 tutti sul corso di Adria. Adesso non so se si partirà dal corso, si partirà da Chiappara, insomma siateci. Ecco. Vabbè, allora grazie a tutti per l'ascolto. Un saluto a Mattia Mencuzzi che sempre si prodiga insieme anche a tutti i componenti dell'associazione Adria Nostra per tutte queste belle cose, manifestazioni inventive. Ricordiamo anche la festa dell'uva, ricordiamo tante altre, la zuccona, non so se vi ricordate, avevano messo una zucca enorme sul canal bianco, ecco, l'avevano fatta loro. Vabbè, comunque grazie di cuore da parte mia e anche di tutti gli adriesi. Allora, grazie a tutti per l'ascolto. Vi ricordo, se volete lasciare locandine e eventi, c'è sempre a vostra completa disposizione il gruppo, il blog di Adria, Polesine, Eventi Veneto Delta del Po, e poi noi ricondividiamo tutto sulla nostra pagina Facebook, che è il blog di Adria del Polesine. Grazie a tutti per l'ascolto, ciao da Andrea.